regia di Davide Meneghello. Buonasera gentili telespettatori qui dal Palavaccari di Montecchio Precalcino. Siamo in attesa dell'entrata in campo dei giocatori che animeranno questa partita, gara 6 del campionato nazionale di Serie A2 Girone A, che vede qui al Montecchio Precalcino la squadra di casa Hockey Club Montecchio Precalcino contro il Centro Palmer Scandiano. E appunto è tutto pronto, siamo sul canale YouTube di Fisser TV con la regia del signor Davide Meneghello, commento affidato questa sera a Modesto, e sostituisce il grandissimo Nicola Maragnin che ha dovuto assentarsi improvvisamente. Sono già in pista, non so se riuscite a vederli, i direttori di gara, il signor Davide Marcolin e il signor Marco Ripoli, pronti ad accogliere gli atleti in campo. È una sfida direi decisiva, anche se nei piani bassi della classifica, fra Scandiano e Montecchio Precalcino. Partita importante per la classifica, cercare di muovere a proprio favore il punteggio, accaffarsi l'intera posta, importante per tutte e due le formazioni, e assisteremo quindi velocemente a questa partita che sta per trasmettere qui la regia di casa del Montecchio Precalcino. Possiamo già darvi le formazioni in pista, anche se io direi al tecnico qui di aspettare proprio, intanto le facciamo vedere in sovraimpressione, ma aspettiamo l'entrata in campo dei giocatori, così mano a mano che citeremo i nomi avremo anche le visioni degli atleti in campo. Vedo la squadra di casa, tenuta classica bianco-verde, pronta nel cancelletto qui di fronte a noi, alla nostra postazione di entrare in campo. Ecco lo Scandiano già in campo, quindi partiamo con la squadra ospite Hockey Scandiano Centro Palmer. Vediamo con il numero 1 Vecchi Matteo, con il 71 Ravigi Jacopo, col 29 Barbieri Lorenzo, con il numero 5 Busani Nicolò, col 6 Stefani Andrea, con il 9 Rocca Alejandro, con il 10 Beato Andrea e con il 7 Deinite Davide, 77 Herrero Santiago. La formazione è allenata da niente po' di meno che Enrico Mariotti, che qualche giorno fa ha compiuto gli anni, quindi noi possiamo dedicargli i migliori auguri per il suo compleanno e augurare in bocca al lupo allo Scandiano per la partita. Ma è già entrato in campo anche il Hockey Club Montecchio Precalcino, che scende in pista con questa formazione: numero 26 Marco Zanfi, con il 5 Luciano Giuliani recuperato, con il numero 9 Nicola Pozzo, col numero 7 Filippo Tiella, col numero 8 il capitano Davide Zanini, con il numero 9 Thomas Crovadore, col numero 12 Gianni Carraro, con il 22 Nahuel Calvo, col numero 73 Andrea Dalla Valle, col numero 1 Sanson Carlo, allenatore il signor Martin Ginestar. Queste le formazioni. Adesso come ho detto, i direttori di gara, il signor Davide Marcolin e il signor Marco Ripoli al banco, che coadiuverà il direttore di gara. Vedremo, non appena schierati i quintetti di partenza, ecco i saluti iniziali e la presentazione dello speaker ufficiale del palazzetto.
completo, stavo dicendo, vediamo le formazioni schierate in pista. Alla vostra sinistra in completo rosso-blu il centro Palmer Scandiano e senza bisogno di presentazioni alla vostra destra in completo classico bianco-verde il Hockey Club Montecchio Precalcino. Formazioni schierate, i visi sembrano tranquilli, non hanno niente da chiedere questi atleti in pista, però non si sa mai, staremo a vedere. Senz'altro non cederanno facilmente campo e gioco agli avversari e quindi staremo a vedere appunto le due formazioni che schiereranno i rispettivi mister. Eccoci pronti. Ancora qualche minuto, anzi è già passato il 45esimo, ma solo da un minuto. Vediamo saluti iniziali delle due formazioni e poi quintetti di partenza e poi fischio d'inizio per dar via alla gara. Vediamo cosa stanno decidendo i due mister e chi scenderà in pista per le due formazioni. Allora vedo già delineati alcuni, quelli di casa che già li conosciamo. Sono già pronti la formazione di gara, ma non ve la dico all'inizio, solo dopo che saranno schierati il centro Palmer, Herrero qui sotto di me. Ecco, possiamo già, vedete che il signor Marcolin sta richiamando l'attenzione per iniziare movimento iniziale della pallina. È tutto pronto e siamo pronti anche noi. Ed è pronto il Scandiano, il centro Palmer che muove adesso con Herrero, ma diamo le formazioni di partenza delle due squadre. Allora il centro Palmer scende con in porta Vecchi, poi abbiamo Barbieri, Roca, Denite ed Herrero. Questo è il quintetto di partenza del centro Palmer Scandiano, mentre, attenzione, ha lasciato andare Marcolin, doppio 2 contro 1, chiude egregiamente Calvo, poi arriva Davide Zanini a far capire allo Scandiano che non sarà una passeggiata questa. Tiro di Giuliani, para Vecchi ed è già partita veramente accesa. Altra bomba di Giuliani, para Vecchi, recupera Herrero, adesso un 3 contro 2, Barbieri a Denite, tentava di dare la pallina ad Herrero, non ci riesce per un non nulla. Allora, stavamo dicendo, quintetto di partenza del centro Palmer con Vecchi in porta, poi abbiamo Barbieri, Roca, Denite ed Herrero. Questa è la formazione dello Scandiano, squadra ospite. Non resta da dire i due mister. Allora, il centro Palmer ha Enrico Mariotti ed il Hockey Club Montecchio a Martin Ginestara. Adesso è Calvo, affrontato da Tergo, da Herrero che riesce a recuperare pallina. Vecchi la fa passare dietro la porta, ma la stecca è uscita, quindi Marcolin dà la pallina al Montecchio Precalcino. Sarà il capitano Davide Zanini sulla palla. Davide Zanini per Dalla Valle. Giuliani non riesce a recuperare palla, ma è ancora in possesso del Montecchio con Calvo che dà all'indietro a Giuliani.
tenta di far filtrare un tiro passaggio, chiude De Inite egregiamente, rilancia per lo Scandiano. Herrero affrontato da Calvo in maniera molto decisa, perde la palla, Dalla Valle la recupera, Dalla Valle, Calvo tenta il passaggio che con una deviazione di De Inite si stava andando in porta, ma Vecchi chiude, riparte lo Scandiano, De Inite una staffilata colossale, para Zanfi senza problemi, insiste però il Scandiano, Rocca chiama un attimo di calma per i propri giocatori, testa, lucidità sono gli ingredienti per affrontare questa partita. Lo sappiamo, in casa il Montecchio Precalcino è una squadra ostica per tutte le formazioni. Ancora insiste lo Scandiano, De Inite va al tiro, riesce a passare a Rocca, altra conclusione smorzata completamente Dalla Valle. Riparte Davide Zanini, messo a terra in maniera vigorosa dal numero 9 dello Scandiano, che richiama i propri giocatori. Riparte il Montecchio Precalcino con Giuliani, senz'altro primi minuti molto intensi, lo vedete qui avete anche il tempo, quindi siamo al terzo minuto di gioco, risultato fermo sullo 0-0. Montecchio Precalcino che tiene il possesso, cerca di liberare un giocatore, non ce la fa Giuliano per l'intervento di Herrero. Ripartenza del centro Palmer, finta del numero 77, scarica all'indietro per De Inite, staffilata colossale, para comunque Davide Zanini. Fallo adesso in questo momento, sono i primi falli del match, fallo del Montecchio Precalcino, quindi attacco per lo Scandiano, Herrero per De Inite, muove su Rocca, Rocca non affonda, neanche Barbieri, si affida a De Inite, gioco sul centropista dello Scandiano, deve trovare il varco giusto per poter superare l'ostica difesa del Montecchio, tiro a vuoto, recupera però Rocca, avanza Barbieri, tenta di servire Herrero, nulla di fatto, cambio del possesso. Però il Zanfi si lamenta di forse qualche cinghiaggio dietro il gambale che si è spostato, nulla di grave. C'è tempo per i mister di ragguagliare i propri atleti, bere anche un goccio d'acqua. Vediamo qui sotto di noi Enrico Mariotti che dà delle disposizioni, evidentemente ha ravvisato qualche cosa da cambiare nella partenza. Giuliani adesso che muove la pallina, Davide Zanini per Calvo che si avventa a tutta velocità, il tiro purtroppo non riesce, la deviazione di Dalla Valle, muove il Montecchio in piena velocità, Zanini per Dalla Valle, Andrea chiude Herrero, ripartenza dello Scandiano, numero pari però per l'attacco, quindi deve ricominciare da fondo. Rosso-blu che muovono palla velocemente, si intendono alla perfezione i giocatori, ma al momento non riescono a superare la forte difesa del Montecchio Precalcino. Giuliani adesso in avanti, chiude però egregiamente Rocca, si slancia, va al tiro, para Zanfi, parata di Zanfi, pallina che tocca il soffitto, quindi partenza a 2 da centrocampo.
Herrero e Giuliani a contendersi la sfera. Ha la meglio il Montecchio Precalcino. Andrea Dalla Valle muove la pallina per il capitano Zanini. Davide trattiene la sfera, anche se contrastato da Herrero. De Nite ci mette la stecca, pallina esce di pista. Signor Marcolin fa capire che deve fischiare lui per dare inizio al gioco. Ecco, riparte il gioco, Montecchio in attacco. Davide Zanini contrastato da, attenzione, un 3 contro 1. Herrero non riesce a far filtrare il passaggio per De Nite, va ad un tiro molto moscio. Riesce Zanfi a parare senza nessuna difficoltà. Allora di nuovo la squadra di casa, Giuliani chiama alla concentrazione, va ad una staffilata da distanza siderale. Ripartenza del centro Palmer, che in questa prima fase forse riesce a costruire un po' di più, anche se dopo la finalizzazione verso la porta di Zanfi non è delle migliori. Attenzione, colpo di scena, ha toccato Calvo, se avete potuto vedere, ha toccato con la stecca la gamba di Barbieri, che è crollato al suolo. Quindi decreta un blu per il numero 22 del Montecchio e punizione delle migliori, tiro diretto per Herrero. Vediamo il numero 77 rosso-blu pronto sul dischetto all'esecuzione della punizione. Al fischio, muove palla, finta, muove ancora, ha alzato troppo la pallina, ha detto Marcolin, nulla di fatto, sventata l'occasione per lo Scandiano. Attenzione però che i giocatori del Montecchio sono 3 in pista, fruisce di 2 minuti di power play, di superiorità numerica per così dire, lo Scandiano. Quindi dovrà stare molto attento adesso il Montecchio Precalcino. Spara su Giuliani, agguanta la pallina dei Nite, adesso si metteranno a quadrato, vediamo cosa riusciranno a fare. Ok, benissimo. Tiro di Barbieri, nulla di fatto, come mi hanno segnalato, scusate, non è Zanfi in porta, bensì Sanson Carlo, e quindi mi scuso dell'abbaglio. Sanson che ha sventato, ha tenuto fermo il risultato per il Montecchio Precalcino. Lui in porta per i biancoverdi, ancora in avanti lo Scandiano, adesso Herrero Rocca, tentativo di passaggio per Barbieri che era posizionato fuori dalla linea del passaggio. Ancora lo Scandiano, tiro, chiude molto bene Andrea Dalla Valle, ripartenza di Giuliani. Giuliani viene in avanti, si libera anche di De Nite, attaccato da 2 giocatori. Marcolin gli fa segno di andare avanti, adesso un 2 contro 2, bomba colossale di De Nite, e non sventa Sanson. Ancora lo Scandiano che tenta il tutto per tutto, siamo agli sgoccioli finali per quel che riguarda la superiorità numerica, e infatti entra in questo momento Calvo che ritorna dal blu, ha scontato in panca puniti, ha scontato
l'espulsione temporanea. Quindi partenza del Montecchio Precalcino che Sanson ha sventato la punizione di prima ed ha resistito per 2 minuti secchi. Adesso tiro, si sdraia sul pavimento Vecchi per chiudere il tiro molto insidioso scagliato da Giuliani. Quindi primo time out chiamato da mister Martin Ginestar del Montecchio Precalcino. Siamo qui sotto alla panchina del Centro Palmer Scandiano. C'è Enrico Mariotti, non parla tanto, dà disposizioni, non è che si scarica molto il carisma dell'ex giocatore, si fa sentire, non vola una mosca, tutti quanti a stare attenti a quello che dice il signor Mariotti, mentre da questa parte Martin Ginestar molto più acceso la comunicazione verso i propri giocatori, li sta richiamando, gli sta dicendo bisogna fare di più per far sì che il risultato possa cambiare. Staremo a vedere quale dei due riuscirà a convincere i propri atleti. Devo dire, fino a questo momento la gara molto bella da vedere, non ci sono tante finalizzazioni, questo sì, gioco più di movimento, di passaggi, pochi tiri in porta, anche se ci sono stati. Adesso caduta al suolo di Herrero, niente più che un fallo di squadra. Riparte il Centro Palmer Scandiano, Super Barbieri, Rocca adesso, Denite muove lo Scandiano, muove palla, deve cercare di spostare la difesa del Montecchio Precalcino, che è piazzatissima a chiudere tutte le incursioni dei rossoblù del Emiliani. Adesso ci pensa Giuliani a venire in avanti, non riesce a liberarsi del difensore rossoblù. Calvo Maldonado adesso, ancora Giuliani, girata di Andrea Dalla Valle, Rocca si è proprio immesso davanti, recupera palla, la scarica su verso Barbieri, scende sulla destra, cade al suolo, gioco a terra, ripartenza del Montecchio Precalcino. Non si sblocca la partita, c'è Andrea Dalla Valle in avanti, tocco del portiere, ancora un fallo di squadra per il Montecchio. Calvo era partito a tutta velocità, l'arbitro gli dice di ricominciare. Ancora Andrea Dalla Valle, scarica all'indietro per Giuliani, stiamo a centropista con Giuliani che dà a Davide Zanini, ancora dietro porta per Andrea Dalla Valle, l'occasione è buona, la posizione è buona, stiamo a vedere il risultato di tutto quello che si danno da fare per il Montecchio. Tiro di Calvo, però parecchio a lato. Riparte lo Scandiano, Herrero, conclusione fuori dalla porta di Sanson, deve ripartire il rossoblù. Tiro adesso, doppio tiro, primo parato da Sanson, il secondo si smorza sul montante della porta. Intanto dobbiamo dire che col numero 6 è entrato Stefani per la squadra ospite. Adesso altro tiro di Herrero, chiude però molto bene Calvo,
e con Giuliani riesce a liberare e a portare su la pallina. Calvo per Zanini, Zanini per Andrea Dalla Valle, muove ad una velocità stratosferica la palla, adesso fallo, ulteriore fallo dello Scandiano, siamo già a 5, il conteggio dei falli degli ospiti, a fermare un Giuliani che stava andando verso la porta di Vecchi. Zanini sulla fascia sinistra, altro blocco, attenzione, blu, due blu, ha ravisto il signor Marcolin, ha visto che i due si stavano un po' innervosendo, decide di combinargli un blu a testa, quindi non varierà niente sul numero dei giocatori, 2 escono e 2 entrano. Per il Montecchio c'è Toniazzo, per lo Scandiano c'è Busani, se non ho visto male, quindi rimangono in parità le squadre, perfetta parità, 4 esterni da una parte e dall'altra. Certo che il signor Marcolin ha pensato di mandarli 2 minuti in panca per schiarirsi le idee. Vediamo a chi potrà giovare meglio questo cambio forzato, per così dire. Toniazzo adesso, quello che è entrato da Giuliani, Giuliani per Zanini, Dalla Valle Andrea riesce, no, perde la palla, c'è Stefani sul sfera da Rocca che gli ritorna la pallina, scambio fra i due, Herrero adesso, intanto vediamo che Busani è piazzato dietro la porta, tenta di servire Stefani, ripartenza del Montecchio Precalcino, tiro di Toniazzo, riesce a sventare Vecchi, altro fallo di squadra, troppo accesa, troppo nervosa la difesa dello Scandiano. Siamo a 6, solo in questa prima fase, diciamo il primo quarto di gara, già andato via, il punteggio 0-0, però molti falli da parte dello Scandiano per fermare le velleità del Montecchio Precalcino, che in casa, come abbiamo detto, altro fallo. Vediamo infatti che ha richiamato tentativo di tiro che è andato a buon fine fra le gambe di Andrea Dalla Valle, che ha toccato la pallina per Giuliani, tentativo per niente maldestro, cannonata di Rocca che si ferma sul montante destro di Sanson e gli gira dietro il corpo, non entra una staffilata rasoterra del giocatore emiliano, insiste adesso da lontano ed è con una deviazione che segna Stefani da centropista. Possiamo rivederla, attenzione, possiamo rivederla, non ho visto molto bene se la deviazione fatta da un giocatore, mi sembra Andrea Dalla Valle, può essere, sta di fatto che passa in vantaggio quando mancano 11 e 14 dalla fine del primo tempo, rete di Stefani, tiro dalla distanza oltre la metà pista, deviazione di Dalla Valle che mette fuori gioco il portiere Sanson e quindi sblocca il risultato. I rossoblù ospiti
per 1-0, non ci sta però il Montecchio Pregalcino, ripartenza di Tognazzo a tutta velocità, Tognazzo alla fine alza la palla, riesce a tirare Giuliani che non va, paratissima di Carlos Sanson su tiro di Herrero a tutta velocità, paratissima, si è piazzato in maniera egregia, ha chiuso tutto lo specchio della porta, ha alzato il guantone, il braccio destro, riuscito a chiudere un tiro micidiale di Herrero a botta sicura, potremmo dire, ma botta sicura non è stata, il risultato è ancora fermo, 1-0 per gli ospiti. Insiste lo Scandiano, altra cannonata, non riesce Busani a deviare a rete, colpo sicuro anche questo, ripartenza del Montecchio con Tognazzo ha dato una spinta propulsiva micidiale, passaggio di Zanini per Dalla Valle che sfuma di un non nulla, insiste però il Montecchio, sente il profumo, insiste Giuliani, Dalla Valle chiuso da Rocca, ripartenza dello Scandiano, Stefani per Herrero, time out chiamato da Enrico Mariotti dello Scandiano, in precedenza un fallo di squadra del Montecchio Precalcino, è appena il terzo, è franato al suolo Herrero, evidentemente voleva qualcosa in più, Marcolin gli ha detto solo un fallo di squadra. Vediamo un attimo qui sul lato del Montecchio Precalcino, molto acceso il discorso di Marten Ginestar, con la lavagnetta fa vedere le posizioni, i movimenti, le triangolazioni, gli schemi che devono portare avanti i propri giocatori, che fino adesso non hanno sortito effetto, anche perché le parate di Vecchi sono stato chiamato in causa non tantissimo, sebbene nell'ultima occasione dopo il tiro fermo è riuscito a sventarne due di Giuliani molto pericolosi. Vediamo qualche cambio, entra con il numero 10 Beato, quindi per lo Scandiano abbiamo Rocca, Stefani, Beato e Busani, i quattro esterni, in porta sempre Vecchi. Per il Montecchio Precalcino è entrato Dalla Valle, Michele, Giuliani, Tognazzo e Davide Zanini. Questi i quattro esterni del Montecchio Precalcino, tiro adesso di Michele Dalla Valle, para Vecchi, insiste il Montecchio, fiondata da lontanissimo di Giuliani, esce di non molto sulla porta di Vecchi, allora ripartenza dello Scandiano. E Stefani viene avanti sulla fascia destra, dà a Beato, ancora fraseggio dei due, Rocca per Stefani, muove a centropista lo Scandiano, non riesce ad entrare nemmeno nell'area, è decisamente molto viva la difesa del Montecchio, tiro adesso di Giuliani, nulla da fare, chiude Beato, mantiene la palla il numero 5 del Montecchio Precalcino, stecca alta, fallo professionale, ripartenza del centro Palmer, è Stefani che viene in avanti, Stefani per Rocca, Beato per Busani, adesso vediamo che alla fine perde palla lo Scandiano, non è una fase che arride più al Montecchio Precalcino, questa dovrà sfruttarla un pochettino meglio, visto che mancano 7 minuti e 40 al termine del primo tempo e lo Scandiano non riesce a mantenersi più di tanto il possesso della pallina, quindi dovrà
sfruttare meglio l'occasione il Montecchio Precalcino. Altra cannonata di Giuliani, para Vecchi, la pallina rimane lì, riesce però a sventare, alla fine la difesa dello Scandiano riesce a sventare, ma è già possesso biancoverde. Toniazzo, tiro, para Vecchi. Ripartenza dello Scandiano, è Rocca il regista, come avete potuto ben vedere. Noi da qui sentiamo anche i richiami che dà verso i propri compagni. Stefani, Beato che non riesce a procedere in avanti, affidato a Rocca, chiude Michele Dalla Valle, si scaglia in avanti, non riesce a tirare, ben piazzato Stefani in difesa, gli blocca la strada, quindi deve ripartire il Montecchio a più di 30 secondi di tempo per andare a conclusione dell'azione. Giuliani adesso retroporta dello Scandiano, ancora Giuliani fa vedere quanto è bravo a palleggiare, ancora Giuliani per Toniazzo che deve andare indietro, tiro di Michele Dalla Valle, diciamo il tiro di Sanson per liberare l'area, tocca il soffitto, partenza a 2. Tocca il soffitto, partenza a 2. Rocca Giuliani, alla meglio lo Scandiano con Busani, 5:30 al termine del primo tempo, perde palla però e c'è Toniazzo non riesce a tirare perché c'è un certo Rocca Buzza Alejandro che gli blocca il passaggio. Vediamo adesso, hanno spostato anche la porta, vediamo palla in difesa rosso-blu. Beato per il regista, Rocca chiuso da Giuliani. Altro fallo di squadra di Rocca, attenzione. Marcolin, direttore di gara, molto deciso. Nessuno. Siamo sotto la tribuna, sotto la postazione dello Scandiano c'è il signor Enrico Mariotti che si lamenta un attimino con le decisioni arbitrali. Possiamo solo dire che sicuramente, attenzione, colpo di scena, rigore per il Montecchio. 4:51 al termine del primo tempo, Michele Dalla Valle è stato chiuso in maniera troppo perentoria da, mi sembra, il numero 10 Beato, rosso-blu dello Scandiano. E quindi decreta il rigore per il Montecchio Precalcino, occasionissima. C'è il numero 5 Giuliani pronto sul dischetto. Vediamo il direttore di gara Marcolin che va a spiegare a Enrico Mariotti che non ha bisogno di spiegazioni, 40 anni di hockey, giustamente ha visto di tutto a tutti i livelli, quindi tiro di Giuliani fuori dallo specchio della porta,
aveva battuto sul tempo Vecchi, ma sbaglia proprio non di molto, ma tiro proprio fuori. Allora è Calvo, para ancora Vecchi. Stregata veramente in questo primo tempo la porta rosso-blu, non riesce a varcarne la linea il Montecchio Precalcino. Ancora tiro di Vecchi, tiro di Dalla Valle, para Vecchi. Calvo si avventa sul portiere come un'aquila, ma non riesce a tirare. La pallina rimane sotto al portiere, palla a 2, contesa. Tanto è rientrato anche Andrea Dalla Valle, Michele Dalla Valle, Giuliani e Calvo, i giocatori del Montecchio che stanno disputando questi ultimi 4 minuti e 18 del primo tempo. Intanto vediamo Rocca, Beato, Busani e Stefani. Rocca che si libera di Calvo, viene in avanti per Beato, Beato tenta di servire Stefani, ma Giuliani chiude con un tuffo disperato. Adesso ancora caduta sentiamo sotto di noi che Enrico Mariotti richiama proprio il numero 10, gli dice attenzione, testa perché siamo a 9 falli, attenzione, non andiamo ad esagerare, teniamo la pallina come fa Rocca dietro la porta. Alla fine altro blu, giallo per Busani e fallo di squadra. Giallo per Busani e fallo di squadra. Attenzione, 10° fallo, è 10° fallo per lo Scandiano, occasione di un altro tiro diretto, si incarica dell'esecuzione Calvo, occasione per il Montecchio, vediamo affidata al numero 22 biancoverde. 3 minuti e 45 alla termine della prima frazione di gioco. Occasione per il Montecchio Precalcino. Sentiamo qualche burlo, per così dire, che arriva dalle tribune dove è assiepato il pubblico dei beniamini di casa. Muove palla Calvo, muove palla da una parte e dall'altra e a 3 minuti e 41 porta in parità le due formazioni. Rete eseguita da Calvo, vediamo il replay, vedete, muove la pallina prima a sinistra, poi a destra, poi ancora a destra, alla fine riesce a trafiggere Vecchi e a portare in parità la propria formazione. Quindi 1-1, 3 minuti e 30, saranno focosi questi minuti finali del primo tempo, perché lo Scandiano non ci sta, anche se effettivamente anche ha riconosciuto il proprio mister: non andiamo a fare falli, e invece sono arrivati al 10° fallo, punizione per il Montecchio Precalcino, esegue Calvo Maldonado ed è rete del Montecchio Precalcino. 1-1. Adesso vediamo ancora il 22 biancoverde. 2 minuti e 50 al termine della prima frazione di gioco, sta muovendo palla ad una velocità fotonica il Montecchio Precalcino. È entrato anche Pozzo col numero 9. Ancora evidentemente Martin Ginestar vuol tenere su la velocità degli scambi, la velocità del ritmo, mai farlo calare per mettere in difficoltà, visto evidentemente un attimino in defiance
la formazione ospite, che sta comunque tenendo molto bene. È stata trafitta una sola volta anche grazie alle exploit del proprio portiere Vecchi. Matteo, che fino a 3 minuti e 40 dalla fine del primo tempo non era mai stato superato. 1-1 allora in questi ultimo minuto e 50 di gioco. Rocca che muove per Stefani, chiuso da Pozzo, deve ripiegare, va al tiro da lontanissimo, deviazione, indovina una deviazione al volo Busani, non sappiamo se proprio studiata nei minimi particolari. Sta di fatto che da un passaggio, tiro passaggio di Stefani, tocca Busani e devia verso la porta di Sanson, che non se l'aspettava, ed è ancora vantaggio per lo Scandiano quando manca 1 minuto e 40 al termine del primo tempo. Riporta in vantaggio i rossoblù emiliani. Tiro da lontanissimo di Busani, deviazione di Stefani, deviazione di Busani e rete 2-1 per lo Scandiano. Vedete, un tiro da circa possiamo dire una 25ina di metri, indirizzato verso la porta, che se ne stava andando fuori. Sta di fatto che Busani ha ben interpretato la deviazione, tocco di stecca, piatto di stecca, indirizza verso la porta di Sanson e sorprende il portiere e porta nuovamente in vantaggio lo Scandiano. Adesso reazione del Montecco Pregalcino con Andrea Dalla Valle, che arriva tu per tu con Vecchi, non riesce a tirare. Non riesce a tirare. Ancora Michele Dalla Valle con Calvo, aspetta la pallina che gli passerà Calvo. Michele per Pozzo, non indirizza bene il passaggio, se ne appropria lo Scandiano. Busani, l'autore della seconda rete. Beato adesso molto più tranquillo in questo momento, e lo Scandiano sa che mancano pochi secondi, siamo sotto il minuto, ultimi 60 secondi. Tiro di Guerra, para una stecca della difesa, la pallina agguantata da Dalla Valle. Andrea tira verso Vecchi, non arriva neanche al portiere, nuovamente fermata da una stecca della difesa rossoblu emiliana. Ancora insiste lo Scandiano, 35 secondi al termine, 20 di possesso, e Beato che scarica su Stefani, si ferma, passaggio a Rocca indirizza per Sanson, ripartenza del Montecco Pregalcino affidata a Calvo Maldonado, Calvo che dà all'indietro per Pozzo, si chiudono le maglie dello Scandiano, siamo sotto i 10 secondi, tempo forse per un'ultima conclusione. Michele Guerra non va al tiro, trattiene, tenta di fare un passaggio su questa azione di rilancio dello Scandiano, non certo forzata. Si conclude il primo tempo a favore della squadra ospite per 2-1. Vi diamo appuntamento fra 10 minuti circa. Grazie a tutti voi.
Abbiamo imparato che piccoli gesti fanno la differenza. Anche con il cancello di casa è possibile farlo. Scopri le automazioni Beninca a risparmio energetico. Beninca, la casa buona. Trova il tuo installatore sulla casabuona.it. Abbiamo imparato che piccoli gesti fanno la differenza. Anche con il cancello di casa è possibile farlo. Scopri le automazioni Beninca a risparmio energetico. Beninca, la casa buona. Trova il tuo installatore sulla casabuona.it.
Ben sintonizzati qui dal Palla Vaccari di Montecchio Precalcino per la seconda frazione di gioco. È tutto in pronto, sono entrati gli atleti in pista, c'è il direttore di gara, il signor Davide Marcolin. Il Montecchio Precalcino per il momento è sotto di una rete, infatti nel primo tempo dobbiamo registrare il vantaggio dello Scandiano per 2-1 grazie alle reti di Stefani e Busani. Una sola rete di Calvo per il Montecchio Precalcino ed il risultato è che lo Scandiano è avanti di una lunghezza. Adesso da solo Herrero chiude Sanson in maniera egregia, ma c'è stato un cambio in porta del Montecchio Precalcino, c'è Zanfi, è ritornato Zanfi Marco, quindi adesso passiamo alla citazione dei quintetti di partenza. Andrea Dalla Valle ha subito una pallata, mi pare proprio da Giuliani, è stato messo KO tecnico per fortuna, vediamo se uscirà. Sta di fatto che il Montecchio Precalcino si presenta con in porta il numero 26 Marco Zanfi, poi abbiamo Giuliani, Calvo, Davide Zanini e Andrea Dalla Valle. Questo è il quintetto di partenza dello Scandiano. Del Montecchio Precalcino. Lo Scandiano invece ha ancora in porta Vecchi, poi abbiamo De Nite, Barbieri, Herrero e Roca. Questa è la formazione emiliana che al momento si trova in vantaggio per 2-1. Come abbiamo già detto nel primo tempo, gara 6 del campionato nazionale. Due formazioni sono divise, mi pare, solo da un punto, quindi sarà decisivo la posta qui di questo match per vedere eventualmente il sorpasso del Montecchio Precalcino oppure l'allungo dello Scandiano sul Montecchio. Non diciamo niente. Un bel primo tempo interpretato dalle due formazioni, sicuramente il Montecchio Precalcino ha fatto molto più gioco, mentre lo Scandiano è riuscito a sfruttare le occasioni che gli sono state messe a disposizione. Si sono creati i giocatori. Comunque sia una deviazione incredibile da parte di Busani, riuscito a perforare per la seconda volta la porta difesa da Sanson e ha fruttato il vantaggio. Adesso tiro di Barbieri, para Zanfi ma ribatte a rete De Nite, il numero 7 vedete citato, si porta nuovamente in vantaggio, prima rete del secondo tempo. De Nite, vedete, possiamo rivedere il tiro da lontano, para Zanfi, la pallina rimane lì, De Nite il più lesto che ribatte a rete e supera quando sono trascorsi appena 1 minuto e 20 secondi, supera Zanfi. Adesso passaggio di Giuliani per Dalla Valle, non riesce a ribadire a rete. Attenzione perché è doppio vantaggio dello Scandiano, quindi bisogna registrare qualcosina per la squadra di casa, i biancoverdi del Montecchio, che sono sotto di 2 reti in questo momento. Partenza diciamo molto più lesta dello Scandiano, ha sfruttato lestissimo lo Scandiano, l'abbiamo visto in più di un'occasione, lesto nel sfruttare le poche occasioni con deviazioni, con tiri ribattuti. È riuscito a portarsi sul 3-1. In questo momento c'è ancora tantissimo tempo, più di 20 minuti per poter riagguantare il risultato.
ma al momento sono gli emiliani in testa. Vediamo adesso la reazione del Montecchio Percalcino, che non può più tergiversare, deve cercare di finalizzare tutto il movimento che ha fatto, e infatti dalla valle, tiro para Vecchi, riesce a alzare un gambale, riesce, però continua l'azione in attacco, adesso interrotta da Rocca, piazzatissimo, che passa a Herrero, chiude la difesa del Montecchio e Giuliani chiuso in maniera irregolare da Barbieri. Fallo di squadra per ennesimo fallo di squadra per lo Scandiano. Chiude l'azione, si stava involando a rete il numero 5 biancoverde Giuliani, e evidentemente deve sfruttare tutto il tempo, non vuol perdere occasione la squadra di casa. Adesso vediamo con Davide Zanini, spintonato da Barbieri, tiro di De Nite, para Zanfi, rientra Davide Zanini, alla meglio il 29 rossoblu, ancora De Nite che gira a largo, si blocca dall'indietro al regista, è lui che imposta le azioni, sparacchia su Barbieri, recupera palla Calvo, dalla valle, non c'ha un altro compagno in appoggio in avanti, deve ripiegare. Allora Zanini per Calvo, tiro ribattuto dalla difesa, ma è ancora Calvo che viene chiuso direttamente da Vecchi. Lo Scandiano non affonda, cerca di ragionare, è in vantaggio di 2 reti, può permetterselo. De Nite che si libera, va al tiro completamente fuori traguardo. Allora Giuliani come un matto va avanti, palo, dobbiamo rivedere, tanto tiro di De Nite, ripartenza e un batti e ribatti, non riusciamo neanche a far vedere il replay, batti e ribatti pazzesco. Una staffilata, penso abbia lasciato il segno sul montante della porta, difesa da Vecchi, la staffilata di Giuliani, batte sul palo, va dietro le spalle del portiere Vecchi. Sta di fatto che il signor Marcolin non si è mosso, non ha assegnato la rete, quindi non possiamo che dire che il tiro non ha varcato la linea della porta. Dobbiamo affidarci all'interpretazione del direttore di gara. Riparte adesso lo Scandiano, e Rocca in avanti, da Busani, è entrato al posto di De Nite, se non sbaglio, no, De Nite è qui, Busani al posto di Barbieri, scusate. Adesso cerca di calmare gli animi il signor Marcolin. Falli anche della squadra di casa sono andati su, siamo a 7, quindi farà bene il Montecchio a non dare occasioni. Ripartenza del Montecchio dalla valle, tiro sborsato, arriva Zanini ma batte sulla stecca del portiere. Ancora Calvo dietro la porta, Calvo non riesce a dare se non a Giuliani, tiro, ancora il Montecchio che insiste, riparte da fondo pista e Zanini che però non riesce a liberarsi, deve dare al compagno, perché la difesa dello Scandiano ben piazzata riesce a rintuzzare tutti gli inserimenti del biancoverdi. Ci pensa allora Dalla Valle,
Calvo scende sulla destra, si libera di 2 giocatori, tira Paravecchi, ripartenza dello Scandiano, De Nite si blocca, chiude Calvo, indiavolato Calvo. In questa ripresa veramente mette una grinta, una determinazione che cercherà sicuramente di scuotere anche l'impegno del resto dei compagni. Non si risparmia il 22 biancoverde, non si risparmia neanche il 5 Giuliani. Vediamo adesso come si distende l'attacco del Montecchio. Tiro da lontano di Giuliani, deviazione di Rocca che manda all'angolo la pallina. Riparte De Nite, rallenta di molto il ritmo, lo Scandiano deve sicuramente rifiatare. Esce De Nite, entra Beato per lo Scandiano. Giuliani da lontanissimo tira, centra la porta, Vecchi ribatte col guantone, manda fuori dalla pista la pallina. Palla in attacco per il Montecchio. Davide Zanini, tiro chiuso dalla difesa, la pallina rimane lì, Dalla Valle ancora per Zanini, ancora Dalla Valle, si muove egregiamente, tiro di Giuliani, riprende Stefani ma non se la sente da solo da Beato per Rocca non riesce a far filtrare il passaggio, ripartenza immediata di Giuliani, tiro che si ferma sui pattini di Busani e vedete si lamenta, una bordata colossale da distanza molto ravvicinata che fa male. Adesso inserisce Dalla Valle ma ripartenza dello Scandiano, ancora Rocca affida a Busani, questa volta chiude egregiamente Zanfi e può ripartire il Montecchio Precalcino con Davide Zanini per Calvo, tocca all'unisono con Vecchi che ribatte fuori la pallina. È comunque un batti-ribatti, se mancano ancora più di 15 minuti, se andiamo a questi ritmi non so quale delle due formazioni cederà prima, staremo a vedere, ma questa velocità non potrà essere sostenuta. Adesso tiro di Giuliani, Paravecchi, ancora Giuliani, tocco di Dalla Valle che aveva abbassato la pallina, non inquadra però la porta, ancora insiste il Montecchio, questa volta Dalla Valle alza troppo, butta fuori dalla pista, cambio, esce Zanini, entra Michele Dalla Valle e vuol tenere su il ritmo Martin Ginestar, chiude Calvo su Busani commettendo fallo. Siamo all'8º. Attenzione, siamo all'8º fallo anche per la squadra di casa Montecchio Precalcino. Vedete che Rocca si avvicina a mister Mariotti per sentire le ultime argomentazioni. Palla rimane lì, Rocca da un tiro a fil di palo, trafigge Zanfi, incredibile, esattamente al 15°, quando mancano 15 minuti, Rocca ancora rete per lo Scandiano, deve metterci qualcosa di più, eccolo quel qualcosa di più, eccolo, l'abbiamo chiamato rete di Calvo, azione individuale del fortissimo giocatore, vedete scende sulla destra, arriva nella punta dell'area e trafigge Vecchi, questa volta irresistibile, deve metterci qualcosa di più il Montecchio e ce l'ha messo il Calvo e vediamo se darà la sveglia anche al resto dei compagni. Ancora lui, il 22
bianco-verde scatenato, come abbiamo detto, tocco per Andrea Dalla Valle che in due tocchi riesce a trafiggere lo Scandiano. Reazione vigorosa, tremenda, determinata, fantastica del Montecchio con Dalla Valle. Andrea, passaggio di Calvo, abbiamo detto il più determinato, gli tocca la pallina, poi ci pensa Andrea Dalla Valle che riesce a ipnotizzare il portiere Vecchi e siamo solo a un -1, ma non ci sta il Montecchio Precalcino. Tiro di Herrero che è entrato, fallo di squadra, attenzione, fallo di squadra del Montecchio, siamo a 9. Attenzione, 14:20 al termine della partita, 4-3, ancora in vantaggio lo Scandiano, ma una reazione vigorosa nel 14° minuto. Nell'arco di 11 secondi riesce a siglare 2 reti il Montecchio Precalcino, a riaprire la partita, mettere in discussione il forte vantaggio dello Scandiano. Ancora Giuliani va a piccolo tiro, poco di Andrea Dalla Valle, Giuliani indirizza verso la porta, mi sembra montante. Stefani non riesce a imbeccare Herrero, quindi Marcolin chiude l'azione e pallina per il Montecchio Precalcino. Vediamo se troverà un altro minuto d'oro con Calvo, è sicuramente il più determinato, il più deciso, ha di fronte Rocca. Veramente eccellente il comportamento del giocatore dello Scandiano, vedete, impeccabile nei movimenti, nell'impostare l'azione. Sicuramente il regista, quel ruolo che gli ha affidato di sicuro mister Mariotti, è certamente guadagnato. Adesso c'è Barbieri che è ritornato in campo, chiuso da Calvo che gli frana addosso. Sono in 2 fermi, possono continuare 3 contro 3. Giuliani da solo, ultimo momento, non riesce a toccare verso il portiere Vecchi, era arrivato a tu per tu con il portiere avversario, ma è mancato proprio l'ultimo tocco verso la rete. Insiste però il Montecchio Precalcino con Dalla Valle, chiuso a 4 dentro l'area lo Scandiano. Tiro di Calvo, anche se ha davanti una selva di giocatori, riesce a tirare. Adesso rientra Davide Zanini, va al tiro anche lui, ancora in 2 fasi, però pallina alta, quindi palla al centro Palmer Emiliano che si sta scaricando in avanti. Veramente disattenzione del Montecchio Precalcino, troppo schierato in avanti. Riesce, mi sembra, rivediamo l'azione, passaggio che riesce ad affidare ad Herrero, il numero 77, scarica a rete, porta nuovamente doppio vantaggio. Gol di Herrero a circa 12:20 al termine della partita, riporta in doppio vantaggio la squadra emiliana. È un passaggio veramente egregio, partito da metà pista, mi sembra Barbieri per Herrero, il giocatore, un tocco da sotto ed ha superato Zanfi. Ancora il Montecchio Precalcino, questa volta Giuliani troppo individualista, si tiene la pallina, non sfuma così l'azione. Contrattacco dello Scandiano, tiro di Barbieri, nulla di fatto, para Zanfi, ancora scarica in avanti tutta la rabbia il Montecchio
il Montecchio con Giuliani, tiro, Paravecchi, riparte Stefani in avanti, tenta di infilare sulla destra Zanfi che chiude molto bene, aveva capito dove sarebbe andata la pallina. Adesso Toniazzo per Giuliani. Giuliani chiama schema, Dalla Valle, Toniazzo, si fermano, vedete, a 3 da fermi, gioco a rombo. Vediamo come si dipanerà lo schema. Giuliani trova Toniazzo, adesso è Dalla Valle che va al tiro, colpisce Herrero e lo stende. Tanta è la forza che ha messo il 44 biancoverde, stende il giocatore dello Scandiano. Vediamo, palla in attacco comunque. Muove lo Scandiano, affida neanche a dirlo al numero 9 rosso-blu, da a Barbieri, ancora Rocca, questa volta non supera Toniazzo, è un 3 contro 2, Toniazzo, tiro, raso terra, non supera Vecchi, forse è riuscito a stendersi a terra, allora deve ripartire. Siamo all'ultimo quarto di gara, all'ultimo quarto già incignato, come si suol dire, e quindi sotto di 2 reti, siamo 5-3 per lo Scandiano. Schema ancora nuovamente da fermo, vediamo cosa si inventa questa volta Giuliani va al tiro, la pallina ribattuta ritorna verso l'area di Vecchi, però non impensierisce, va molto lontano, la trattiene lo Scandiano, fa girare palla a Rocca, la scarica su Stefani che va al tiro, para Zanfi, ancora lo Scandiano in attacco, recupera però palla il Montecchio, chiude Barbieri e affida a Rocca, ancora lo Scandiano che deve mantenere il possesso della pallina. Stefani tocca per Herrero, non riesce l'ultimo tocco ed è un time out per mister Mariotti che richiama i suoi, mentre eccolo qui Mariotti, vedete, ancora tranquillissimo, sono 2 le reti di vantaggio, del resto che può vantare la squadra emiliana, però calmo, molto calmo, spiega, dà delle indicazioni in maniera molto chiara, molto sicuro, del resto una esperienza notevolissima di questo persona che dobbiamo solo avere il piacere di avere qui a Montecchio Precalcino, non solo esperto giocatore, esperto allenatore, quindi tranquillo, dà le disposizioni ai propri atleti, si fa capire molto bene, dà sempre da avere degli spunti molto utili per il comportamento da tenere anche a bordo pista. Riparte il Montecchio, sempre schema a 3, affidato poi all'iniziativa, diciamo, del numero 5 Giuliani, vediamo, molto tenuto
Abada dallo Scandiano, allora deve Dalla Valle però sparacchia su una pallina che agguanta Stefani, viene in avanti, tallonato in maniera decisa da Toniazzo, mantiene il possesso, scambia con i propri compagni e continua, diciamo, a trattenere il possesso della pallina lo Scandiano. Adesso interviene Giuliani a smorzare le velleità della squadra emiliana. Toniazzo al tiro, chiude Barbieri, forse toccava già il ginocchio, sta di fatto che Marcolin non blocca il gioco. Barbieri si libera di Toniazzo, arriva a tu per tu con Giuliani, palla che va ad Herrero, para Zanfi, ripartenza del Montecchio e Giuliani che va al tiro. Se Vecchi non ci mette il guantone, pur se molto defilato, stava tirando proprio in porta, sarebbe entrata la pallina. E invece c'è ancora in avanti lo Scandiano che fa possesso palla per allungare i tempi, per far sì che ne abbia molto meno il Montecchio Precalcino. Stefani, toccato 2 volte in area, forse la seconda in maniera non del tutto regolare. Toniazzo, pallina alta, chiama il cambio Barbieri, ha subito un colpo. Rientra De Nite per questi ultimi 6 minuti e 42 secondi di gioco. Rocca per Herrero, ancora Herrero, De Nite, movimento di gioco molto ampio da parte dello Scandiano. Stefani per Herrero, adesso è Rocca che scende, tocca per De Nite, doppio tiro, doppia parata di Zanfi, palla ancora allo Scandiano, in possesso palla. Già se sono andati altri 2 minuti, attenzione, De Nite in area, cade, nulla di fatto. Toniazzo tocca con il pattino la pallina, gli sfugge in avanti, recupera lo Scandiano. Adesso ci sono scontri molto veementi. Marcolin fa finta di non vedere, attenzione Stefani per Herrero, chiude Calvo Maldonado, ancora pallina in avanti per Stefani, raso terra micidiale, rete del centro Palmer, rete di Stefani, un rasoterra. L'occasione è venuta, come vedete, pallina proprio dentro l'area, è arrivata proprio a Stefani che ha diretto un rasoterra micidiale, trafiggendo Zanfi. Intanto abbiamo visto che la veemenza di Calvo ha fatto sì che il giocatore vada a finire proprio in rete, senza pallina, però questo è un peccato. Quindi commette fallo perché non si può entrare nemmeno nella lunetta, figurarsi in porta dell'avversario. Allora adesso sicuramente perderà il più possibile tempo. Deve darsi da fare, eccolo qui, il numero 73 Andrea Dalla Valle che tocca per Calvo, tiro, parata di Vecchi. Toniazzo per Davide Zanini
sulla fascia sinistra, scende fino all'angolo, non riesce il passaggio, chiude molto bene la difesa dello Scandiano. Adesso è De Nite, scarica su Stefani, l'autore dell'ultima rete. Interviene Toniazzo che recupera la palla, la fida a Dalla Valle, Andrea che si libera di Herrero. Alla fine il 77 riesce a buttare via la pallina. La recupera però Calvo, 4 minuti al termine e Calvo, il 22, riesce a entrare in area, si chiudono le stecche dei giocatori dello Scandiano non lasciando spazio a Calvo, ripartenza di Herrero per De Nite, para questa volta Zanfi, alza la mano destra, scarica su Calvo per Toniazzo che recupera la palla in attacco. Toniazzo per Zanini, Calvo adesso in avanti, siamo sotto i 4 minuti di gioco, quindi ultime occasioni per il Montecchio, rientra Giuliani, deve fare l'impossibile per andare a conclusione. Giuliani per Dalla Valle, non riesce il tiro ad Andrea e allora è il Scandiano, gioco arioso, passaggio Stefani, Herrero, Stefani, ancora il rosso-blu in avanti, affonda il passaggio che non va a buon fine, tiro di Giuliani, Paravecchi, è un'avanzata a tutta botta quella del Montecchio Precalcino, animato dalla disperazione di dover trovare la rete per forza di cose. Tocca Vecchi, adesso Rocca da solo contro Zanini, Rocca va al tiro, fuori però dalla porta, riparte il Montecchio con Calvo che non tira, chiude molto bene Stefani, adesso passaggio ancora Calvo, passaggio da Andrea Dalla Valle, Paravecchi, è eccezionale le parate del portiere dello Scandiano, veramente si è superato questa sera. Adesso chiama una piccola pausa o è time out, non abbiamo ben visto, no, è una pausa per asciugarsi, quindi i giocatori la sfruttano per andare a sentire le ultime determinazioni di mister Mariotti. Intanto si deterge il casco Vecchi. Palla in difesa allo Scandiano, muove De Nite per Rocca che riesce a liberarsi e si porta in avanti, Rocca da solo, va il tiro, deve parare Zanfi, altrimenti stava indirizzando a rete, adesso Giuliani va al tiro, chiude De Nite con le rotelle. Altra conclusione di Andrea Dalla Valle, adesso è la forza della disperazione che incita i giocatori biancoverdi a deviazione di Dalla Valle per un non nulla, è fuori. (93 secondi al termine dell'incontro), risultato 6-3 per lo Scandiano, che non molla e non molla nemmeno il Montecchio con Zanini dietro la porta, caricato da De Nite che commette fallo. Siamo a 12, quindi nulla di fatto, però dà il giallo a De Nite, dà il giallo che si lamenta il giocatore. È un semplice primo richiamo
al secondo giallo scatterà il blu, quindi è il warning dell'anno scorso. Adesso si estrae il cartellino giallo. Dalla Valle tocca per Calvo, vediamo Zanini per Andrea Dalla Valle, tocca ancora Calvo, chiude molto bene, molto ben messo lo Scandiano, e Calvo che indirizza per Giuliani, non riesce a tirare, cade Deinite, chiude molto bene però la difesa dello Scandiano, molto bene, quindi deve rifare l'azione. Siamo sotto il minuto di gioco, sotto i 50 secondi in questo momento. Tiro di Dalla Valle, chiude ancora Vecchi, tenta il numero 73 biancoverde, allora dà la palla a Giuliani, passaggio per Andrea Dalla Valle, chiude Vecchi, incredibile, ripartenza Herrero Stefani che dava Herrero, 30 secondi per il tempo utile. Attenzione, rigore, questa volta troppa veemenza di Stefani che dà una smanacciata a Zanini, e quindi non può che il signor Marcolin decretare il rigore. Mancano 24 secondi al termine della partita. Tiro di rigore per il numero 22 del Montecchio. Tiro di Calvo, para per l'ennesima volta Vecchi, e allora ancora in avanti, no, ripiglia palla il Montecchio, vuol concludere, tiro di Calvo, parata di Vecchi, Andrea Dalla Valle che gli va sopra praticamente, ma siamo a 3 secondi finali e quindi si chiude qui la partita sul risultato di 6-3 qui a Montecchio Precalcino. Vince, passa lo Scandiano con un largo risultato. Ha superato la squadra di casa. Vediamo i saluti finali delle due formazioni. Non possiamo che avere assistito ad una bella gara da vedere. Il risultato è andato ad appannaggio della squadra ospite, certo, però abbiamo visto una gara molto animata dalla determinazione sia da una parte che dall'altra, molto più lucidi, molto più tranquilli forse lo Scandiano, che è riuscito nel secondo tempo a trafiggere per 2 volte di fila il portarsi sempre in doppio vantaggio, quindi ad avere sempre il pallino dalla propria parte, a sfruttarlo nei migliori dei modi. Quindi prima partita in casa non è andata a buon fine, speriamo nelle prossime. Con i saluti dei giocatori in pista non posso far altro che augurarvi un buon sabato sera, una buona domenica e un inizio di una settimana folgorante di questo 2025. A tutti voi gentili telespettatori un saluto da Montecchio Precalcino. Ciao e arrivederci, a presto.